Puntare sui gioielli naturalistici e culturali e sui servizi per far crescere il Tigullio con la consapevolezza nuova scaturita dalla mareggiata di fine ottobre. Nel convegno sul turismo sostenibile organizzato a Santa Margherita, il racconto della drammatica notte del 29 ottobre da parte del comandante della Capitaneria di Porto Antonello Piras. Il delegato al turismo di Confindustria Tigullio, Andrea Fustinoni, ha descritto come sta cambiando il turismo fra nuovi potenziali clienti e social media. Parlavamo fino all'altro ieri dei millennials. Adesso si parla invece della generazione Z, che è la generazione che va tra i 9 e i 16 anni e che è una generazione che si sta allontanando dai social, sta prendendo più coscienza anche di quella che è la fragilità del pianeta. Se mantiene queste sue caratteristiche che sono già oggetto di studio, sarà una generazione che chiederà comunque non soltanto determinate messe in sicurezza su quello che è l'ambiente, ma soprattutto tenderà a scegliere di vivere un'esperienza a stretto contatto con la natura. La bellezza del territorio è tale che talvolta non la si vede nemmeno più, dunque occorre consapevolezza e amore. Quanto noi amiamo, quanto noi siamo consapevoli del suolo in cui mettiamo i piedi, dei quadri e delle sculture e degli affreschi, di questi luoghi bellissimi in cui siamo chiamati a vivere. È un dono comunque, no? Provvidenziale, siamo nati qui, siamo qui, ci troviamo come anelli di una catena, a cercare, ognuno per la sua vocazione, ognuno per il suo carisma, ognuno per il suo essere, a tenere assieme questo territorio che è fragilissimo. Creare occupazione a partire dalla bellezza, trovando strade di collaborazione fra pubblico e privato e incentivando forme di residenzialità che sottraggano quote di mercato immobiliare agli affitti turistici per restituirli ai residenti e puntando così sulle nuove forme di lavoro oggi possibili. E questo potrebbe essere una soluzione anche per il futuro, cioè quello di ripopolare i nostri comuni con persone che scelgono i nostri comuni per la qualità della vita che abbiamo. Ovviamente per avere questo dobbiamo avere per esempio una mobilità, quindi dei servizi, i tempi di percorrenza di un treno tra Milano e Genova e ancora peggio tra Genova e Santa Margherita e Rapallo sono gli stessi, se non peggio, di 30-40 anni fa.